La data da segnare in calendario è il 25 novembre, il cosiddetto venerdì nero. È ormai un'istituzione tra i consumatori. Siamo diventati sempre più bravi a importare tradizioni e costumi da altri paesi. Non solo Halloween, ma da alcuni anni anche il Black Friday, atteso da tutti, forse ancora di più del classico periodo dei saldi di fine stagione. Un appuntamento ormai consolidato che si incastona in maniera decisamente furba poco prima dell'inizio di dicembre per aumentare esponenzialmente i consumi e sommando così questa occasione allo shopping natalizio che seguirà a ruota. Il Black Friday è un'idea tutta americana e il nome indica il venerdì successivo al giorno del ringraziamento che si celebra il quarto giovedì di novembre. Una data importante per la popolazione d'oltre 800, perché proprio in quel momento scatta la febbre dello shopping che di fatto non si arresta più fino alla vigilia di Natale. E tutto questo si traduce in sconti a tutto spiano con prezzi ribassati che il più delle volte durano circa 24 ore con variazioni che possono portare ad allungare o in certi casi più rari a piccole anticipazioni rispetto alla giornata vera e propria. Le origini Black Friday sono rimaste comunque incerte e ci sono diverse interpretazioni. Le più comuni indicano questa giornata come un momento ben preciso in cui il traffico stradale va in tilt a causa appunto della confusione che si crea per fare shopping. Per altri il venerdì nero si riferisce ai libri contabili dei commercianti americani che usavano l'inchiostro nero per indicare i guadagni, al contrario del rosso utilizzato per le perdite. Insomma un modo per stabilire l'inizio esatto del periodo più proficuo dell'anno. Ma, interpretazioni a parte, il Black Friday ormai è un'istituzione e non si può far altro che subirlo o approfittarne.